Quattro scosse vicine nel tempo e molto superficiali, dai 3,5 km e i 10 di profondità, epicentro sempre in zona Vittorio Veneto. La terra torna a tremare nella pedemontana e i suoi echi si sono fatti sentire fino al Bellunese e a Pordenone. Il primo colpo poco dopo le 11:30, poi un'ora di tranquillità seguita da tre scosse ravvicinate 12:31, 12:50, 12:54. Scosse appena percettibili con una magnitudo variabile dal 2,1 al 2,8 che si sono sentite nel raggio di una ventina di chilometri da Conegliano a Nervesa della Battaglia fino a Santa Lucia di Piave, ma il terremoto è stato avvertito anche a Belluno, in Alpago e in tutta la Val Belluna, sconfinando anche in Friuli, a Caneva di Pordenone. Una serie di microsismi che, spiegano gli esperti, non è inusuale per un territorio ad alto rischio sismico. Recentemente non si erano verificate scosse significative, però vale la pena ricordare che questa è una zona sismica conosciuta da tempo, tant'è vero che la Regione Veneto ha proposto la classificazione di questa zona in zona 2. È anche una zona in cui storicamente sono avvenuti dei terremoti forti e l'ultimo forte terremoto è quello del 18 ottobre 1936 con una magnitudo di 6,1 ed effetti fino all'ottavo grado della scala Mercalli. Ma gli abitanti della zona non possono non tornare in mente i boati che oltre 3 anni e mezzo fa hanno sconvolto per mesi l'intera area del Fadalto tra Treviso e Belluno. Un evento studiato e approfondito con macchinari dedicati, spiegato con la presenza di un fenomeno carsico. Queste scosse rischiano però di riaccendere la preoccupazione tra i cittadini. Per il momento non abbiamo informazioni per spiegare una correlazione tra questi effetti, anche quelli di oggi sono state delle scosse decisamente piccole. Necessitiamo di fare degli approfondimenti che saranno fatti sicuramente nelle prossime settimane.